Allora, per chi non mi dovesse conoscere, sono Bau Michele, sono segretario coordinatore provinciale della FABI di Pordenone, siamo il sindacato autonomo dei bancari italiani. Buonasera a tutti. Desidero esprimere apprezzamento per la numerosa partecipazione riscontrata questa sera. Ciò testimonia l'interesse e la capacità di risposta del pubblico quando opportunamente sollecitato. Un cordiale saluto a tutte le colleghe e i colleghi presenti e un sentito ringraziamento per la vostra presenza. Porto i saluti del direttivo provinciale della segreteria provinciale della FABI di Pordenone, che vorrei pubblicamente ringraziare per la collaborazione dimostrata in questa occasione, ma soprattutto per la dedizione che hanno per il loro proprio ruolo sindacale. Il nostro segretario generale Lando Maria Sileoni mi ha incaricato di trasmettere i suoi più calorosi saluti e vi auguro e ci auguro un buon lavoro. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare i dirigenti sindacali provenienti da tutta la regione, così come i colleghi, sempre dirigenti sindacali che sono qui presenti, che provengono da Treviso, da Venezia, da Vicenza e da Cuneo. Sarà cura poi del professor Gereto Enrico, che molti di voi conoscono già, introdurre i relatori della tavola rotonda, ai quali desidero rivolgere profondamente la gratitudine per la loro disponibilità. Infine, un fuori programma, ringrazio il presidente del centro studi, del nostro centro studi della FABI, il professor Amato Gianfranco, che al termine della tavola rotonda arricchirà la serata con un intervento riflessivo sulla tematica trattata. Qualora avessi dimenticato qualcuno, desidero comunque rivolgere una parola di stima e sincera gratitudine ai professori Miani Stefano e Raggiotto Francesco, con i quali collaboriamo ormai da 3 anni in modo proficuo, contribuendo all'arricchimento delle nostre esperienze professionali. Scusatemi questa digressione poco professionale, ma ritengo doveroso sottolineare le qualità umane di questi 2 professori. A breve, come FABI di Pordenone, presenteremo 2 borse di studio rivolte agli studenti di Banca e Finanza, iniziativa appunto resa possibile grazie al contributo e al sostegno dei professori appena citati, e come organizzazioni sindacali abbiamo maturato la convinzione di instaurare un rapporto diretto con gli studenti di Banca e Finanza allo scopo di favorire un orientamento consapevole rispetto all'ingresso nel mondo bancario, ma anche di promuovere momenti di formazione superiore rivolti a tutti i lavoratori. Del resto, sono estremamente convinto, ne abbiamo discusso tante volte a tavola con i professori, che questo Paese ha bisogno di formazione e ha bisogno di una connessione sempre più profonda tra ambiente accademico e ambiente di lavoro. Sempre più la professionalità del bancario, ma in genere tutte le professionalità necessitano e necessiteranno di conversione professionale e di aggiornamenti professionali. La formazione e le imprese sono chiamate ad avere un attenzionamento, una sensibilità su questo argomento. Io cedo assolutamente la parola al professor Miani Stefano, che farà l'introduzione a questo seminario. Grazie e buona serata. Grazie, buonasera. Io faccio veramente un'introduzione, quindi diciamo che più che trattare argomenti presento una serie di punti, diciamo così, di piccoli titoli messi in fila che possono forse stimolare poi la discussione della tavola rotonda. La prima considerazione parte molto da lontano. È nata l'unione bancaria qualche anno fa, è ancora un po' claudicante perché la terza gamba non è mai stata attivata, quella della tutela dei depositi, ma è anche claudicante perché, come abbiamo visto anche negli ultimi mesi nel nostro paese, ma non solo nel nostro paese,
non si è ancora realizzata una vera unione bancaria, perché gli Stati stanno ancora pesantemente interferendo sui processi relativi al sistema bancario, che in teoria non sarebbero nemmeno più di loro competenza, perché con il Trattato dell'Unione Bancaria dipendono, per quanto riguarda la vigilanza, dalla Banca Centrale Europea, per quanto riguarda la risoluzione dall'Istituto per la risoluzione e per quanto riguarda l'assetto normativo dipendono dalle normative comunitarie. Quindi la prima osservazione, il primo titolo è: l'Unione Europea ha creato l'Unione Bancaria, l'Unione Bancaria c'è o non c'è? Sottotitolo: andiamo avanti e la completiamo o torniamo alla frammentazione e ognuno va per conto suo? Perché se non la completiamo, a quel punto è meglio dire non la facciamo più, non ci interessa, abbiamo sbagliato, abbiamo perso tempo, altrimenti rimanere in mezzo per troppo tempo, in mezzo al guado, secondo me è un po' pericoloso. Secondo punto, immaginiamo che l'unione bancaria vada avanti, qui potremo allargare all'unione dei capitali, ma insomma non è il tema di questa sera. Se l'unione bancaria va avanti e si superano i problemi che abbiamo visto in questi mesi, e qui è una provocazione, allora non abbiamo più uno schema ABI, banche medio-grandi, banche BCC, ma ne abbiamo 3 di categorie. Banche cross border che operano in tutta Europa, banche che operano solo in Italia e casomai banche BCC. Ma allora il tema secondo me importante è capire se possono coesistere 3 modelli di banche diverse ma che hanno un'unica normativa, che hanno un'unica struttura della vigilanza. Creare 3 modelli diversi per 3 tipologie di banche potrebbe forse aver senso, se queste sono effettivamente diverse, come lo sarebbero sicuramente se ci fossero alcune banche cross border che operano in tutta Europa e altre invece che sono domestiche. Però in un regime di mercato unico di concorrenza è difficile immaginare già 2 specifiche, anche se non completamente diverse, discipline, perché non livellerebbero la concorrenza. Immaginiamoci cosa potrebbe essere la difficoltà immaginando 3 categorie con dei profili disciplinari di vigilanza differenziati. Detto questo, che era un po' la premessa, venendo al titolo più puntuale, se ragioniamo nella situazione attuale che ancora non ci sono queste banche cross border in modo significativo, c'è qualche banca che opera su più paesi, ma non si sono verificate delle fusioni tra grandi banche creando dei player del mercato unico, cioè dei 20 paesi dell'euro. Se ragioniamo solo sull'Italia, abbiamo una situazione delle banche, diciamo così, che classifichiamo in maniera semplificata come ABI, e quella delle banche di credito cooperativo, che poi, avendo creato i gruppi, se considerate a livello di gruppo, non è che sono tanto diverse dalle altre, ma hanno una maggior complessità organizzativa, tra l'altro scalabile in funzione dello stato di benessere delle singole BCC, perché fino a che vanno molto bene hanno gradi di libertà abbastanza elevati, quando poi ci fossero delle patologie allora sarebbero più controllate dalla capogruppo. Allora, quello che mi chiedo, ma riprendendo quello che avevo detto un attimo fa, è a livello di strategie 1 e a livello di regole 2, se questi 2 mondi possono muoversi in modo asincrono. Cioè, è pensabile
che le banche più grandi, quelle nazionali, quelle non BCC, se volete, semplificando un po', perché c'è anche qualche banca che non è BCC, è piccola, ma ormai sono quasi scomparse, è possibile che queste vadano nella direzione di una forte digitalizzazione, di una rete distributiva più rarefatta. Quindi abbiamo visto quasi tutte queste banche che riducono le reti di sportelli, razionalizzano. In realtà l'effetto è un po' duplice, perché in qualche caso la razionalizzazione è frutto del processo di aggregazione, quindi hanno tolto le duplicazioni, però ci sono anche delle situazioni in cui ritengono che non sia necessario avere una rete distributiva così grande e quindi basta servire i territori dove ci sono, diciamo così, esigenze maggiori dal loro punto di vista o maggiore clientela. E dall'altro avere il mondo delle BCC che potenzialmente, ma poi non è detto che tutti facciano la stessa cosa, che invece tende a mantenere un rapporto sul territorio di presidio molto forte, di relazione di clientela diretta e potenzialmente anche non condizionata dalla digitalizzazione, e quindi ad esempio potenziare come elemento distintivo e concorrenziale il rapporto diretto col cliente, il contatto con il cliente, il contatto umano con il cliente, al posto di un contatto virtuale, telematico o di qualche altro genere. E da questo punto di vista credo che un elemento, al di là della volontà degli attori, un elemento che sarà delicatissimo ma condizionerà pesantemente, sarà quello che vorranno fare le autorità di vigilanza, perché è chiaro che se vogliono azzerare le differenze, alla fine uno dei due modelli deve subire un po' le conseguenze e seguire le linee, le direttive che danno in generale le autorità di vigilanza. Se invece le autorità di vigilanza riescono ad avere la flessibilità di consentire dei modelli di sviluppo diversi, sia pure in un contesto di solvibilità, insomma di liquidità, che abbia un parametro comune, allora gli spazi di manovra sono maggiori. Certo, credo che il modello dei gruppi cooperativi nel nostro paese non aiuti, perché essendo completamente diversi dagli stessi gruppi cooperativi negli altri paesi europei, fanno fatica a capirlo. Cioè, ci chiedono, ma perché diavolo avete fatto una cosa strana quando c'erano altri modelli già collaudati, potevate fare come loro, non ci facevate diventare matti, no? Qui la creatività italiana a volte gioca anche brutti scherzi. Detto questo, un tema fondamentale da un punto di vista tecnico-relazionale, la digitalizzazione. Può essere anche un supporto allo sviluppo della relazione personale col cliente o è solo un'alternativa? E quindi su questo credo che dovremo riflettere e penso che la chiacchierata di stasera andrà soprattutto in questa direzione. E poi un'ultima considerazione che però non credo riusciremo a trattare compiutamente, ma magari in uno dei prossimi incontri, visto che sembrava imminente, ma adesso la nuova scadenza è il 2029, la stessa nascita dell'euro digitale porrebbe non pochi problemi, perché soprattutto nelle relazioni marginali, nel retail più minuto, nel sistema dei pagamenti giorno per giorno, la presenza di un euro digitale, la moneta, la banconota che diventa digitale, potrebbe portare delle novità pesantissime,
perché tutte le operazioni minute potrebbero nemmeno transitare per la banca. E questo porrebbe un'ulteriore sfida competitiva, perché allora chi si radica per avere una relazione diretta e cogliere queste esigenze e poi potrebbe rimanere spiazzato, no? Mentre chi fa una politica di altro tipo probabilmente non intercetta questo tipo di clientela in prima battuta e non ne subisce le conseguenze. Anche alla luce, chiudo, del fatto che oggi in Italia e anche in Europa, ed è uno dei motivi che spingono l'euro digitale, i servizi di pagamento sono quasi completamente in mani straniere e spesso oltreoceano, no? Quindi la spinta all'euro digitale è quasi anche un tentativo di riportare un po' sul mercato europeo un controllo europeo sul sistema di pagamenti, però questo, se bypassa il sistema bancario, può essere anche bene per la società, ma nel caso specifico per l'assetto organizzativo delle banche può diventare un elemento di preoccupazione, quantomeno è da tener conto nei nostri scenari. Io mi fermo qui perché abbiamo poco tempo e vi ringrazio. Molto bene, allora diamo avvio alla tavola rotonda. Intanto vi presento, i relatori sono qua al tavolo con me, io sono Enrico Gioretto e meno importante. Parto con la professoressa Annarita Trotta, che ci aggiunge a Catanzaro, quindi un viaggio folle, ordinario di economia in termini finanziari. Poi alla mia sinistra la dottoressa Elisabetta Marcaldo, che credo voi conosciate in quanto segretario nazionale FABI, comparto ABI. Poi un carissimo amico, professor Stefano Allatti, alla mia destra invece, che è ordinario sempre di economia in termini finanziari presso l'Università di Bari, Aldo Moro, vero, perfetto. E da ultimo poi abbiamo il dottor Bertinotti, che invece è segretario nazionale della FABI per il comparto del BCC. Molto bene, allora sostanzialmente faremo 3 giri di domande e parto proprio dal professor Dallatti. Ora, la domanda che ti pongo è la seguente, cioè nella tua opinione possono esistere nell'ambito del sistema regolamentare dell'Unione Europea banche che operano in modo marcatamente diverso, oppure nella tua opinione sempre la regolamentazione spinge verso una omogeneizzazione dei comportamenti? Sì, intanto grazie per questo invito. Buonasera a tutti. Ma in realtà nel quadro dell'unione bancaria la regolamentazione europea tende chiaramente ad una armonizzazione più formale che sostanziale. Le regole prudenziali a cui le banche oggi devono sottostare in materia di vigilanza prudenziale declinata dalla CRD e dalla CRR e quindi anche i principi di Basilea che fissano delle regole comuni stabiliscono dei requisiti di capitale standard e dei requisiti di gestione del rischio che anche nel rispetto del principio di proporzionalità tutte le banche devono avere. Ma questa uniformità normativa deve convivere con delle divergenze operative, strategiche e culturali delle singole banche, dei singoli modelli di banca. Oggi si parla molto di biodiversità anche nell'ambito, diciamo, bancario, proprio perché le ragioni di questa biodiversità sostanzialmente sono 3, cioè la diversità strutturale dei mercati domestici in termini di densità di sportelli, di profilo della clientela, di grado di concentrazione di cultura finanziaria, la divisione istituzionale della vigilanza che identifica e suddivide le banche in banche significant e less significant, sottoponendo
le prime a una vigilanza da parte della BCE e le seconde ad una vigilanza da parte delle autorità centrali nazionali, no? Questo rende, diciamo, un po' differente la tipologia di vigilanza, anche perché all'interno dei singoli stati nazionali resta disomogeneo il comportamento delle autorità centrali di vigilanza. E poi la differenza dei modelli di business, che sostanzialmente riguarda la possibilità di svolgere l'attività bancaria con un modello di banca di territorio, no? Prima parlava il professor Miani di BCC, quindi banca di relazione territoriale, banca fintech, oppure gruppo cross-border che opera, diciamo, ben oltre i confini nazionali e quindi a livello un po' europeo, internazionale. Quindi logica di creazione di valore sostanzialmente differenti. Allora, per rispondere alla domanda del professor Geretto, la regolamentazione a livello di unione bancaria stabilisce una cornice comune, definisce una cornice comune, ma lascia spazio a diversi modelli bancari e quindi il rischio di una omologazione viene visto più a livello, diciamo, si manifesta più sul piano, diciamo, culturale che su quello industriale. Quindi il vero equilibrio è rappresentato dal preservare la diversità come un fattore chiave, un fattore di resilienza, evitando che questa, diciamo, convergenza regolamentare si trasformi in una convergenza strategica. Saranno in grado di vincere, diciamo, questa sfida quelle banche che attraverso uno di questi tre modelli si riuscirà a differenziare sul mercato, in quanto ci deve essere sempre, a mio avviso, una specializzazione strategica. La regolamentazione lascia, determina, diciamo, quelle che sono i vincoli e le opportunità che ogni istituzione finanziaria può svolgere, ma ci deve essere sempre una linea strategica, una differenziazione strategica che è frutto anche della cultura, del modello culturale che diciamo, la banca ha. Molte grazie. Molte grazie, molto bene. Per entrare un po' più nel vivo del tema che titola questo convegno, chiedo invece alla dottoressa Mercaldo, posto l'osservatorio privilegiato di cui gode, ma nelle banche maggiori a che punto è la digitalizzazione? Che la digitalizzazione sia un fenomeno in corso già da molti decenni. Arriva in ritardo in Italia sicuramente rispetto ad altri paesi come l'America, ma è un fenomeno che già nelle banche da tempo. In Europa le banche hanno investito circa 17 miliardi di euro nella trasformazione digitale e questo ha rappresentato circa un quarto di tutti gli investimenti tecnologici. In Italia abbiamo un volume un po' più contenuto per quanto concerne i primi gruppi bancari, siamo tra i 10 e i 12 miliardi di euro. La differenza è che l'80% di questi investimenti ha riguardato il digitale e questo a partire dagli ultimi piani industriali, quindi stiamo parlando di un arco temporale dal 2019 fino ai giorni nostri, in attesa poi di quelli che saranno nei prossimi mesi i successivi piani industriali dei primi tre gruppi bancari, in cui ci aspettiamo ovviamente che ci sia anche
un'incidenza altrettanto importante, ma anche uno sguardo a quella che è l'evoluzione del digitale, perché credo che alla base di tutto ci sia oggi nelle banche una fase già matura della digitalizzazione, quindi non siamo in una fase in cui le banche si affacciano ad un modello digitale, almeno per quello che riguarda i grandi gruppi. Ovviamente c'è un grande divario tra quelli di medie dimensioni e quelli più piccoli, che hanno anche una capacità minore dal punto di vista economico-finanziario di investire non solo nella tecnologia ma anche sulle competenze e sulla formazione. Credo che però oggi assistiamo ad una evoluzione del fenomeno, cioè come si trasforma il digitale, ovvero l'avvento di quello che è l'intelligenza artificiale e l'utilizzo della stessa intelligenza artificiale nei processi bancari. Quindi si è partiti nei principali gruppi da un approccio al digitale che è nato come un'esigenza di business, quindi un'esigenza di evoluzione del modello anche di distribuzione di prodotti e di servizi finanziari, anche per essere competitivi rispetto al contesto di mercato e all'avvento di quelle che sono le fintech bancarie. Quindi nasce in un modo ma si evolve, e si evolve perché oggi è presente la digitalizzazione e anche in parte l'intelligenza artificiale in alcuni processi interni della stessa banca. L'abbiamo non solo nelle fasi di vendita dei prodotti finanziari, ma anche nella fase post vendita di controllo, nell'analisi dello scoring creditizio, ce l'abbiamo nella rete dei sistemi di pagamento, nel controllo dei sistemi antifrodi, in tutte le attività che riguardano il back office, per non parlare di quello che è l'aspetto di analisi compiuta dei dati ai fini della profilatura della clientela e quindi dell'aggressione del mercato dei prodotti stessi. Ecco, la vera sfida io credo non sia più la tecnologia quanto la gestione del cambiamento da parte ovviamente di tutto il sistema, di tutte le istituzioni e da parte delle organizzazioni ovviamente sindacali, fermo restando i grandi divari ancora presenti tra i principali gruppi e quelli di minori dimensioni. Quindi il rischio è che l'evoluzione digitale e tecnologica possa in qualche modo essere quasi uno strumento per poter tagliare i costi. L'obiettivo deve essere una banca moderna, ma una banca che sia vicino ai territori, vicino alle persone, vicino alla clientela, non solo quella retail delle piccole e medie imprese, e come spesso è ricordato anche nei tavoli dell'ABI, c'è necessità, e per questo noi vigiliamo attentamente nel sistema, non solo con gli strumenti della contrattazione, a quello che è un equilibrio tra l'innovazione, tra la tutela occupazionale e anche la formazione specifica e le competenze dei lavoratori e delle lavoratrici. Molto bene, ti ringrazio. Ora girerei la stessa domanda al collega Bertinotti, perché ha un'ottica chiaramente differente, cioè nelle BCC la digitalizzazione come sta? A che punto siamo? Allora, il credito cooperativo non ha, tra virgolette, da segnalare ritardo culturale rispetto alla digitalizzazione o all'innovazione tecnologica. Non c'è ritardo culturale. In questo paese in ritardo marciano solo i treni, che sono i riformabili. Solo i treni marciano in ritardo. Perché non ha un ritardo culturale il credito cooperativo? Perché crede che l'innovazione, la digitalizzazione, la frontiera della cosiddetta intelligenza artificiale è una premessa, cioè fa parte della contemporaneità, è un elemento su cui ragionare, tra virgolette, sviluppare idee, procedure, riorganizzazione del lavoro. Ma essendo una premessa, non è la terra promessa, cioè il credito cooperativo non crede che a stringere la mano al cliente, all'imprenditore, al socio ci debba andare un robot. Tu non stringi la mano, come diceva il professore in premessa, è credito di relazione,
Cioè tu la persona la devi vedere negli occhi, la devi misurare sulla sua qualità imprenditoriale e la devi sostenere nella sua attività di equilibrio e crescita familiare, imprenditoriale, piccola e media impresa. E quindi è insostituibile. Non ci sarà riforma dell'Europa che possa cancellare un'esperienza di 150 anni del credito cooperativo. Quindi con tutta serenità i 29.174 lavoratori, collaboratori del credito cooperativo nelle BCC-CR, poi il sistema ne annovera più di 35.000, stanno sereni, devono lavorare su alcuni filoni, li svilupperemo, ma non c'è un ritardo culturale, c'è un investimento, c'è un dimensionamento. I gruppi cooperativi bancari fanno rete, la qualità dell'asset complessivo è di 26,6 miliardi e quindi si possono porre tranquillamente tra i primi 5 gruppi bancari nazionali. Poi è certo che se ci fosse una scalata ostile dei fondi americani piuttosto che, magari scatta la Golden Power, però ne parliamo e non voglio allargarmi il discorso. Quindi in sostanza il credito cooperativo vive nella sua sfera di proporzionalità. E certo, se una banca di relazione, di prossimità, non fai la grande banca, non fai gli affidamenti al grande gruppo, ma sostieni le piccole e medie imprese. E questo paese vive al 95% di PMI, piccola media impresa. E se tu credi nello sviluppo del paese Italia, devi capire chi ci lavora in Italia e come, se no cambia mestiere, tutto qua. Molto bene, grazie. Allora, chiudo il primo giro con una domanda per la collega Narita. Sfruttando questa volta il tuo osservatorio, nel centro-sud qual è la situazione attuale dei servizi bancari? Il fatto che i grandi gruppi bancari siano limitatamente presenti piuttosto che le fazioni banche locali può innescare fenomeni, o li ha già innescati, di desertificazione bancaria? Buonasera a tutti. Questa è una domanda particolarmente interessante e importante su qualche causa della desertificazione bancaria, che è un processo già in atto da tempo in modo disomogeneo, ma soprattutto negli ultimi anni sta riguardando, come diceva il professore Miani poc'anzi, diverse aree del paese. Restano le aree più ricche, più promettenti, molto ben presidiate, e tant'è che in alcune regioni del centro si sono costituiti anche di recente, sulla spinta di leggi regionali, dei comitati, degli osservatori che analizzano il fenomeno, ed è nato anche un osservatorio nazionale sulla desertificazione bancaria che ci dà dati elaborati su microdati Banca Italia e Istat. È un fenomeno crescente e a livello di centro-sud, ma soprattutto a livello di sud, è un fenomeno critico. Quindi sì, la risposta immediatamente è questa, però dovremmo ragionare un attimo su alcuni aspetti. Sicuramente non l'assenza di grandi gruppi incide, e invece c'è un dato interessante che riguarda proprio la presenza ed il presidio del credito cooperativo, nel senso che intanto diciamo che a livello nazionale c'è una fuga, si registra proprio negli ultimi anni una fuga dei comuni. Circa più del 40% dei comuni sono diciamo senza uno sportello bancario, quindi questo è il dato. Se guardiamo agli indicatori del sud e quindi se andiamo a guardare gli indici di desertificazione bancaria per comune intesi in termini di popolosità, ai primi 10-20 posti vi sono tutti i comuni del sud o centro-sud, e se guardiamo all'indice di desertificazione provinciale è ancora una volta la maglia nera, agli ultimi posti troviamo sempre sud, e devo dire Calabria e Basilicata in primis. Quindi la situazione è questa.
Però c'è anche da dire che se non ci fossero le banche di prossimità la situazione sarebbe anche peggiore. E perché? Perché in più di 700 comuni vi sono le banche cooperative di credito cooperativo che presidiano. Io, oltre ad essere docente universitaria, sono anche un'amministratrice con delega alla sostenibilità di una banca di credito cooperativo che fa parte ovviamente di un gruppo, è una banca che opera in Calabria, credo che sia la più grande di quelle calabresi. Abbiamo diciamo una presenza in 114 comuni, in 22 comuni siamo solo noi a presidiare, per dire che nonostante una riduzione di sportelli, il credito cooperativo ha una logica differente. È una logica differente anche nelle ragioni per cui presidia. Io voglio sottolineare che la desertificazione bancaria è un processo che deve leggersi insieme ad una serie di altri dati, e in particolare a quelle che sono le tendenze demografiche, alla questione delle aree urbane, a quella che è la digitalizzazione, a quella che è l'educazione digitale e l'uso del digitale fatto da alcuni tipi di dalla popolazione. In Italia circa il 55% usa strumenti digitali e per quanto riguarda gli over 65 questa percentuale si riduce, solo il 33%. Questo ci fa capire una cosa, no? Se noi leggiamo il dato della desertificazione e poi leggiamo il dato, per esempio questo, della attitudine della popolazione, delle persone ad utilizzare il digitale, capiamo che vi è un rischio che è quello di esclusione finanziaria, e questo rischio aumenta soprattutto nei territori del sud, che hanno anche una tendenza demografica particolare, cioè c'è in generale una tendenza all'invecchiamento. Svimez ci parla di una tendenza al degiovanimento, non so se avete sentito questo termine, e dice che per il sud vi è proprio un'accelerazione vi sarà un'accelerazione nei prossimi anni. Quindi questo per dire che il processo va letto insieme e da ciò emerge la criticità, no, della questione, va letto insieme a tutti questi aspetti, e in alcune zone del sud vi sono molte aree rurali nelle zone del sud, davvero diventa un problema, perché non possiamo parlare solo di desertificazione bancaria, è un problema di desertificazione dei servizi. E allora bisogna capire che intanto mi aggancio anche a quello che ha detto il professore Dell'Atti, questa riflessione che meriterebbe spazi più ampi, forse proprio un convegno ad hoc e anche tutta una serie di iniziative ad hoc. Questa riflessione ci fa capire che la biodiversità fa bene e che anzi la biodiversità va tutelata, perché dobbiamo capire, se vogliamo, le aree rurali, le aree diciamo marginali, i territori un po' più lenti, vogliamo valorizzarli oppure no anche nel futuro? E qui il credito, le banche di prossimità non hanno solo il ruolo di presidiare il territorio e basta, ma hanno anche un ruolo vitale. Per esempio molte banche di credito cooperativo stanno mettendo in piedi dei progetti di rigenerazione del territorio. Nel nostro caso abbiamo un progetto di rigenerazione del territorio. Noi usiamo il digitale per favorire attraverso una web application
raccolta di generi alimentari che vanno poi a favore di enti che sul territorio si preoccupano di contrastare la povertà, quindi vi sono delle letture di diverso tipo. Dunque la biodiversità fa bene, questo fenomeno è in crescita, nel sud presenta degli aspetti di criticità molto importanti. È importante immaginare delle politiche e dei tavoli coordinati per poter rilanciare, rigenerare i territori e immaginare anche delle buone pratiche per una valorizzazione delle persone, dell'ambiente, delle imprese e anche delle banche che sono al centro, diciamo, di questi processi e che oggi stiamo esaminando. Molto bene. Mi sento di fare un paio di precisazioni. Un paio di precisazioni sui temi toccati da Anna Rita. Allora, la prima è, accennavi alla percentuale di popolazione che in Italia utilizza il digitale, certo è il 55% più o meno, sapete qual è il livello europeo? Di circa 20 punti superiore, prima considerazione. Seconda questione, sulla desertificazione bancaria ho spulciato dei dati parecchio interessanti. Più o meno 5 milioni di persone in Italia stanno in territori non serviti da alcuno sportello, altri 5 milioni più o meno stanno dove c'è un unico sportello bancario. Sappiate, e questi sono dati molto recenti, per il primo semestre del 2025 è stata una caduta della presenza di sportelli pari all'1,9%. Attenzione che il Friuli è in testa a questa classifica col 2,6, seguito immediatamente dal Veneto con il 2,2, quindi valori per certi aspetti parecchio preoccupanti. Bene, detto questo, secondo giro di tavolo ricomincio dal collega Stefano Allatti. Ora, sempre per entrare più nello specifico del tema del convegno, nella tua opinione, la relazione con il cliente può essere esclusivamente digitale, senza intervento umano, oppure no? Allora, in una prospettiva tecnica sì, ma in una prospettiva bancaria no. Perché? Perché il digitale può sostituire la presenza fisica, ma non può sostituire una risorsa immateriale fondamentale che è la fiducia. La fiducia rimane la vera infrastruttura del sistema bancario e gli algoritmi che oggi vediamo sempre più crescere possono personalizzare un'offerta, possono aiutare, diciamo, a gestire i rischi in maniera, diciamo, con strumenti più avanzati sotto il profilo tecnologico, ma non possono gli algoritmi interpretare la fragilità di un'impresa oppure quelli che sono i bisogni familiari. Quindi è necessario creare un equilibrio un equilibrio dinamico tra fisico e digitale, creare un modello quindi che catturi entrambe le dimensioni, perché solamente il digitale non può sostituire quella relazione fiduciaria che è necessaria e che il cliente chiede, di cui il cliente ha bisogno. Il cliente ha bisogno di velocità, di risposte veloci, ma ha bisogno anche di interagire con la banca, diceva in apertura la persona che mi ha preceduto, che il cliente non può parlare con un robot e quindi assolutamente il digitale non sostituisce la relazione, ma la trasforma, la arricchisce anche sotto certi versi, la rende tracciabile, la rende scalabile, la rende misurabile, però solo l'intervento umano
rende questa relazione autentica. Mi è piaciuto molto l'accenno alla fiducia, che è assolutamente centrale. Bene, torno a Elisabetta Mercaldo. Ora, il fatto che alcuni gruppi abbiano promosso forme di banca digitale, in che modo, in che misura hanno cambiato le banche tradizionali? Allora, io non parlerei di cambiamento, di trasformazione vera e propria, parlerei di una evoluzione quasi naturale delle banche che riflette un trend che è diffuso, come abbiamo detto, in Europa, quindi non solo in Italia, però è un cambiamento che ha consentito l'introduzione di una serie di processi che sono stati velocizzati, di un'offerta dei servizi che ha consentito ad alcuni clienti di operare in maniera più veloce, in maniera almeno dal punto di vista superficiale più efficiente, e mi concentro soprattutto sulle piccole e medie imprese, quindi ci sono degli elementi che in qualche modo sono stati oggetto di attenzione anche da parte dei gruppi minori, però le banche che hanno fatto questo tentativo ed hanno creato una vera e propria banca digitale, e mi riferisco ai primi gruppi bancari, lo hanno fatto senza fare una scelta univoca, selettiva, cioè quello che abbiamo oggi in Italia è la coesistenza di due anime, la banca tradizionale ed una banca digitale che si affianca quasi come un'area di business a quella tradizionale, ma non abbiamo ad oggi e non abbiamo evidenza da qui ai prossimi 5 anni che ci possa essere una trasformazione vera e propria da banca tradizionale a banca digitale, un po' come fare un test sull'utilizzo delle nuove tecnologie nell'approccio alla clientela e nell'offerta, aspettando che si concretizzi lo sviluppo tecnologico del paese, non solo del sistema bancario, ma credo che ci siano anche dei fattori legati alla caratteristica della popolazione bancaria e al bilancio economico della banca. Se noi pensiamo all'età media della popolazione bancaria, che riflette quella della popolazione italiana, se pensiamo anche, e mi lego a quello che ha detto la collega, cioè al basso indice rispetto alla media europea di digitalizzazione della popolazione italiana, ebbene le banche hanno ancora da pensare prima di fare una scelta univoca in un senso o nell'altro. Quello che in questo momento si vede nel mercato è uno sviluppo, per chi fa ancora banca tradizionale, lo fanno tutte, di un modello un po' più ibrido, in cui l'affiancamento della banca digitale consente alla banca tradizionale magari di operare su territori diversi, con una consulenza di più alto valore, con la presenza fisica, quindi si offrono servizi a diversi, di valore aggiunto in un senso e magari di minor valore ma di maggiore velocità in un altro senso, attraverso però la coesistenza delle due anime. Io credo che non ci sarà una vera e propria trasformazione, almeno nell'imminente, da banca tradizionale. Quello che rimane al centro del rapporto con i territori è la relazione e la fiducia, che è imprescindibile e che fa la differenza come il capitale umano rispetto ad una piattaforma tecnologica. Bene, quindi passo a Luca, più o meno sul medesimo tema, e cioè nella tua opinione la spinta delle banche che appunto realizzano questo processo di innovazione digitale può creare una specie di rendita di posizione per le banche che non chiudono sportelli proprio perché questo punto è a rafforzare un rapporto diretto con la clientela? Diciamo che esiste una rendita di posizione nella misura in cui il credito cooperativo ha una vocazione di prossimità, quindi se sei vicino alla tua clientela sicuramente hai un pregio, perché intanto
devi per legge accantonare circa l'89% a riserva, e quindi è vero che non hai una platea di azionisti da soddisfare, ma hai un territorio invece da far crescere, perché a fronte di 69 euro che raccogli, 65 sono sul territorio. Quindi 2/3 della tua raccolta è lì, sul territorio, e non vai a scavallo, no? Sei sul territorio dove i comuni, eccetera, hai il tuo sviluppo e presidio. Quindi sei direttamente in simbiosi con un territorio e lo fai crescere con equilibrio. Crescita e equilibrio non vuol dire rincorrere spasmodicamente il valore dell'azionista e dissanguarti in piani industriali a breve per ovviamente rimpinguare l'azionista, che è molto presente, che ti può scalare, perché gli azionisti si chiamano BlackRock, sono i fondi statunitensi o il fondo delle vedove norvegesi, cioè i grandi azionisti delle banche grandi stanno tutti nel Pacifico, nell'Atlantico, e invece no, il socio azionista del gruppo operativo è qui, gli suoni il campanello, lo conosci, il presidente, il direttore, tu dici sì, ma è una banca piccola e quindi è un lumicino. No, è una banca che è un modello fortemente rappresentativo, tant'è che in Germania, tra virgolette, ha una capitalizzazione, il mondo del credito cooperativo, 3 volte superiore, perché hanno iniziato loro nel 1884 a credere nel valore della cooperazione, che è solidarietà, sussidiarietà, crescita, è un'azienda cooperativa, quindi rimane un'azienda perché devi fare quadrare i conti, cioè non è che il dare l'avere, la raccolta e l'impiego, ma è cooperativa nella mutualità, e quindi la soddisfazione per l'azionista è fortemente mitigata dalla struttura morfologica. Qui si soddisfa la comunità rispetto all'autosoddisfazione dell'amministratore delegato. Il CEO della banca SPA e il suo consiglio di amministrazione e ovviamente i poteri forti che ovviamente mettono nel consiglio di amministrazione e rappresentano gli quotisti, tu qui hai la comunità. Se è soddisfatta la comunità, la tua banca di credito cooperativo cresce dimensionalmente e sviluppa e ritorna 65 euro alla comunità. Quindi è un circuito, no, l'economia geocircolare, che sembra una cosa accademica, ma che i professori Trotta e Dell'Atti conoscono benissimo e hanno spiegato benissimo come questa è un'economia che funziona. Non è che l'Italia si deve innamorare dei campioni, tra virgolette, transatlantici, oceanici, pacifici. L'Italia deve fare l'Italia. Se l'Italia fa bene l'Italia, il modello cooperativo effettivamente ha, ed è stato anticiclico nella crisi, sia quella, tra virgolette, della bolla speculativa, sia quella degli anni del Covid, sia quella che sta soffrendo, come sta soffrendo questo continente europeo, delle guerre. E quindi, come mi insegnerebbe, chiudo, il mio presidente del centro studi, che sta alla mia estrema destra, e noi, l'homo economicus, l'uomo non in senso romano, a homo, ma latino, l'homo economicus è figlio di una tripartizione, cioè l'homo sociologicus, cioè la società, lì il gruppo di relazioni, le interessenze di territorio, l'homo ethicus, cioè ci vuole un'etica nel fare un lavoro, un mestiere, no? Ci vuole un certo senso di coscienza. E poi c'è l'uomo faber, che non è il cantautore di André, ma è proprio l'uomo che fa, che costruisce il suo destino con le sue mani, con il lavoro e con la dignità e l'appartenenza al territorio e alla comunità. Scusa, è Gianfranco. Bene, allora chiudiamo questo secondo giro di domande con una che rivolgo a Donna Rita. Ora, il tema fintech, come lo si inquadra in questi processi che stiamo discutendo, delineando? In qualche modo può accelerare il processo competitivo tra banche che si dotano e banche che invece rimangono un po' alla finestra? Eccomi, questo processo sicuramente accelera il processo competitivo. Il fintech e le fintech comunque sono un elemento che vanno ad arricchire la già complessa, la complessità del panorama in cui le banche si muovono e della evoluzione tecnologica. Già la dottoressa Mercaldo ha evidenziato quelli che sono gli avanzamenti nel nostro paese, anche rispetto ad altri paesi, del digitale e della tecnologia,
e quindi non mi soffermo su questo, però voglio dire che negli ultimi anni anche il nostro Paese sta facendo dei progressi in termini di fintech e si va verso un ecosistema integrato di servizi finanziari e quindi le banche non stanno ovviamente a guardare, anche il mondo accademico non sta a guardare, le associazioni non monitorano molto bene queste evoluzioni. Banca d'Italia ci dà uno spaccato di quello che è il mondo diciamo investimenti, fintech, collaborazioni, cooperazioni delle banche e nello stesso tempo appunto abbiamo il report del 2024 che ci dice che il panorama italiano è un panorama che, sia pure con qualche ritardo, comunque procede verso questa trasformazione digitale, ma quello che emerge da questo report è un aumento di collaborazioni e partecipazioni dirette con soggetti fintech e c'è da dire che anche in Italia vi è una effervescenza nel mondo fintech, non siamo gli ultimi, almeno nell'Unione Europea, anzi vi è una certa effervescenza proprio negli ultimi anni rispetto agli altri paesi dell'Unione Europea. Qual è la considerazione che viene da fare anche sulla base di quello che è stato detto poc'anzi, di quello che ha detto la dottoressa Mercaldo e tutti gli altri colleghi a più riprese? La considerazione da fare è questa: l'industria bancaria è sempre stata un'industria bancaria in cui la tecnologia ha avuto sempre, no? Ha avuto un peso importante. Vi è sempre stato un momento di innovazione tecnologica che ha avuto un impatto sui business model, sui processi, e questo sempre perché è proprio un'industria che si basa sulla tecnologia. Quindi l'esperienza, il passato cosa ci insegna? Che queste evoluzioni digitali sono in progress, sarebbe assurdo ignorarle o evitarle. Le banche dopo un primo momento, e ancora qui la biodiversità bancaria, no? Dopo un primo momento di anche difficoltà nel fronteggiare il nuovo, si sono sempre adeguati, hanno trovato sempre insomma dei modelli soddisfacenti, a volte performanti, a volte trasformanti, però questo è importante da dire. Voi mi direte ma questa volta è diverso ma ogni volta nella storia è sempre stato diverso, però è importante la capacità, no? Ecco, di, come diceva il professore Dell'Atti, trovare un equilibrio nelle cose e quindi sicuramente aumenta la competitività, ma la competitività fa bene perché porta poi ad un miglioramento sicuramente per gli utenti finali, ma anche per le banche stesse. Buttare il cuore oltre l'ostacolo e trovare le soluzioni. C'è da dire che il digitale, proprio ieri è stata pubblicata una ricerca su una rivista internazionale che ho coordinato io ed il titolo è La scatola nera del digitale, perché presenta ombre e ancora una volta voglio sottolineare, dobbiamo usarlo come strumento, dobbiamo governarlo il digitale, questo è stato anche precisato dalla dottoressa Mercaldo, da tutti i relatori a questa tavola. Grazie. Allora, con questo abbiamo chiuso anche il secondo giro. Passo al terzo giro di domande e poi finale. Ricomincio chiaramente dal professor Dell'Atti. Ora, la domanda è questa, cioè la digitalizzazione nella gestione della banca, che cosa ha prodotto? Ha efficientato i servizi o ha solo comportato una riduzione dei costi? Ecco, allora, la digitalizzazione può essere, diciamo, vista da diversi punti di vista.
può assumere differenti declinazioni. Una prima declinazione è quella che può generare una riduzione di costi, che sicuramente questo genera un beneficio immediato, ma un beneficio effimero in quanto impoverisce la relazione con il cliente e il capitale umano. Se invece la digitalizzazione viene vista come leva di trasformazione gestionale, diventa un moltiplicatore di efficienza e di conoscenza. Quindi l'efficientamento vero deriva non dalla riduzione degli sportelli o del personale, quanto dalla riassegnazione di alcune risorse verso funzioni a maggiore valore aggiunto, in particolare analisi di dati o uno sviluppo di un risk management predittivo che guardi e comprenda le dinamiche in una prospettiva ex ante più che in una prospettiva ex post e riesca a catturare, a misurare l'esposizione a rischio. E questa diciamo, digitalizzazione ha un duplice obiettivo, quello di migliorare i processi interni alla banca, quindi migliorare, come dicevo prima, la capacità di misurare meglio i rischi, ma anche all'esterno per potenziare la relazione di clientela e l'efficacia della consulenza. Quindi certamente diciamo, il principale impatto non è la riduzione dei costi, ma la riqualificazione del modello gestionale. Una banca che digitalizza bene non diventa semplicemente una banca più leggera, ma diventa una banca più efficiente e più intelligente. Bene, anche in questo caso una piccola chiosa critica da parte mia. Consultando per un lavoro che Banca Italia ha pubblicato nel 22, si diceva sì, sicuramente no, questa innovazione digitale implica una riduzione del costo, ma occhio che sono investimenti molto pesanti da fare, i cui ritorni ancora ad oggi non sono così certi, cioè c'è una tendenza verso un'azione del costo, però insomma poneva parecchia attenzione sul fatto che occorresse attendere ancora parecchio tempo prima di avere dei risultati concreti in termini economici. Molto bene, Elisabetta, ora qual è l'impatto poi che si ha sul personale delle grandi banche? Ora, c'è un calo del numero di dipendenti accompagnato da un aumento della professionalità, sempre per effetto della digitalizzazione, o nella tua opinione c'è solo un calo del numero di dipendenti? Io ritengo che le due cose non vadano di pari passo, ovvero noi abbiamo registrato negli ultimi 15 anni una riduzione del numero dei dipendenti di circa 90.000 unità, ma a questo si è affiancato un ingresso, grazie agli strumenti che abbiamo all'interno del settore che ci consentono di gestire uscite e di riconvertire il personale, quindi tramite il FOC e il Fondo di Solidarietà, di rimettere nel sistema altre 40.000 persone. Quindi è un fenomeno che gradualmente, naturalmente è stato accompagnato anche dalla riduzione del numero delle filiali, ma non credo ci sia una correlazione, almeno fino a questo momento, perfetta tra l'ingresso del digitale in banca e la riduzione del numero dei lavoratori. Credo che piuttosto gli impatti riguardino diversi aspetti, cioè, ovvero quello che si è osservato è sicuramente una riduzione del personale che è interessato dall'avvento del digitale, che è interessato in operazioni e processi che sono per lo più automatizzati e quindi che possono essere velocizzati con l'intelligenza artificiale o col digitale. Parlo per esempio delle piattaforme a disposizione della clientela per il credit scoring. A questo c'è però anche, si è assistito anche ad una richiesta di incremento di professionalità
in determinati ambiti, in determinati settori della banca che riguardano cyber security piuttosto che data analisi e così via. Ecco, il rischio è che la riduzione di questi posti di lavoro non possa essere poi compensata dall'ingresso di nuove professionalità o dalla riqualificazione del personale stesso. Quindi la grande attenzione da parte nostra è su questi due temi in particolare. È ovvio, se il processo digitale mal gestito diventa un boomerang non solo per i lavoratori ma anche per la clientela, perché siamo di fronte, quando parliamo di digitale e di intelligenza artificiale, a due rischi: un rischio legato all'utilizzo tecnico della tecnologia cyber security, ma anche ad un rischio legato all'eticità delle operazioni stesse o dell'attività lavorativa stesso, quindi deve essere un uso anche etico dell'intelligenza artificiale. Io direi che nel nostro settore abbiamo in qualche modo anticipato i tempi introducendo la cabina di regia nel nostro contratto nazionale, che è un unicum in Italia, e che istituito come un osservatorio in realtà diventa quasi una forma di contrattazione ulteriore, perché consente appunto di gestire il cambiamento attraverso l'analisi dei processi organizzativi, attraverso l'analisi di ruoli, di mansioni, e di gestire questa fase di transazione verso il cambiamento che ancora dovrà venire. Ora la domanda clou per Luca, che credo poi interesserà in modo particolare la platea. Ora, nella tua opinione, quali caratteristiche dovrebbero possedere i bancari, segnatamente nel mondo delle banche di credito cooperativo, per essere in grado di sfruttare al meglio il supporto digitale al fine di migliorare il rapporto con il cliente? I bancari di credito cooperativo non devono perdere l'anima, non devono perdere la loro identità. Sono l'8% al di sotto dei 30 anni, 40% se ne stanno tranquillamente sopra i 50 anni, poi c'è la fascia di mezzo, no? Il 48% dai 30 ai 50. Allora noi dobbiamo lavorare nella consapevolezza che il credito cooperativo ha mantenuto, stabilizzato l'occupazione, non ha, come diceva Elisabetta, effettuato elementi di espulsione dal mercato del lavoro massivi, i 90.000 no, e quindi ha mantenuto, tra virgolette, il proprio equipaggio in volo. Ovviamente deve ragionare su quella fascia sopra i 50 anni, perché, come ci insegnano le grandi banche, o sei un nativo digitale, oppure diventi un nomade digitale, perché ti chiudo lo sportello, prendi la valigetta e te ne vai. Il credito cooperativo, tra virgolette, ha un 8% di nativi digitali, ma quel 40%, no, che è sulla soglia sopra i 50 anni, non gli dice: caro mio, ti chiudo lo sportello, fai il nomade, fai il lavoro fuori, come si dice, fuori sede. Il tuo mestiere è quello di vendere tappeti a domicilio, dire buongiorno, sono... No, ti dà la riconoscibilità di uno sportello fisico, e come diceva la professoressa Dell'Atti, 781 comuni, unico presidio credito cooperativo. Allora questo Paese dovrà fare un ragionamento politico poi di prospettiva, perché chiudono le farmacie, chiudono i negozi di quartiere, chiudono le parrocchie. Se non chiudono i comuni, anzi c'è il segretario cittadino, no, che fa l'interland dei comuni che anche chiudono, su 7.890 comuni. Che cosa vogliamo fare del sud, delle aree interne? Rimanere arroccati sulle aree metropolitane? Milano, Genova, forse, Napoli, Roma, e tutto il resto è noia? Cioè, dobbiamo dare una prospettiva a questi ragazzi che si annoiano, tra virgolette. Abbiamo bisogno di credito cooperativo in qualità di corpo intermedio, unico, riconoscibile, fisicamente individuato. Se non trovi il parroco, trovi il collega del credito cooperativo, vai lì e ti sfoghi, tra virgolette, ma è un luogo, un confessionale che esiste, che ha un costo, ma è un'opportunità per la comunità. Se no dove andiamo, tra virgolette? Ci confessiamo con l'algoritmo? Ma arrivederci. Bene, chiudiamo quindi questo tavolo con una domanda finale per Anna Rita.
che per la verità dovrebbe essere opposta alla Lagarde, ma vai benissimo anche tu. Abbiamo parlato prima, lo citava Stefano, dell'euro digitale. Ora, nella tua opinione, l'avvio di questa nuova valuta, diciamo, può mettere a rischio il mercato retail o si limiterà semplicemente a azzerare i margini sui servizi di pagamento? Allora, io qua userei proprio le parole che ha usato il mio caro amico, che ringrazio per avermi invitato, il professore Stefano Miani, no? Quando parlando dell'euro digitale ha detto che potrebbe essere io l'ho proprio appuntata questa frase, essere un problema per il modello, per la relazione diretta, però l'ha lasciata col punto interrogativo. Direi potrebbe, al momento non abbiamo tutte le informazioni utili e necessarie per rispondere in modo preciso. C'è da dire che di euro digitale se ne parla da un po', forse negli ultimi 10 giorni se ne parla continuamente, perché siamo entrati da pochissimo nella terza fase, lo ha anticipato anche Stefano Miani, e probabilmente entrerà andrà a regime nel 2029, però si devono discutere tutta una serie di aspetti che non sono, di poco conto, non sono solo dettagli, e comunque le preoccupazioni di cui tu parlavi sono state evidenziate, vengono evidenziate, sono all'attenzione di tutti, soprattutto chiaramente delle banche, ma anche delle istituzioni. Qualche anno fa vi è stato uno studio di Mediobanca che aveva provato ad immaginare quali potevano essere le perdite di profitti per le banche europee, e aveva dato anche un numero preoccupante, e qualche simulazione è stata fatta anche dalla Banca Centrale Europea, perché chiaramente ha stimato come i correntisti possono trasferire depositi, quindi ha provato a immaginare un impatto del deflusso dei depositi, e guardando anche alla liquidità bancaria, alla tenuta degli istituti piccoli. Però proprio qualche giorno fa Panetta ha rassicurato in merito all'euro digitale, evidenziando proprio i benefici del progetto e dicendo che di base questa costruzione di un'infrastruttura digitale europea consentirà alle banche di sviluppare e offrire servizi e prodotti nuovi basati sull'euro digitale con valore aggiunto, offrendo anche un'esperienza. Quindi queste cose dovrebbero bilanciarsi. Poi in questo caso siamo appunto con un work in progress e dunque non possiamo valutare con attenzione. Anche Chiara Scotti, no? Faceva proprio riferimento l'anno scorso in un suo intervento, Chiara Scotti Banca Italia, faceva riferimento proprio al ruolo che potrebbero avere le banche di comunità nell'offrire servizi ad alto valore aggiunto per la vicinanza alla comunità locale. Quindi in qualche modo per questo tipo di analisi possiamo guardare a ponderare pro, contro, ma in realtà dobbiamo aspettare che si concluda il percorso legislativo. Quindi come evolverà? Abbiamo visto che una prima pietra è stata messa dal rapporto Navarrete, ma più che prima pietra a me è sembrata una pietra di inciampo, e quindi lì dobbiamo capire che succederà nei mesi a venire, per cui grazie. Bene, allora mentre voi vi preparate per eventuali domande, alle quali però riservare però pochi minuti, io passerei la parola al professor Amato per delle conclusioni. Prego. Allora, la prima cosa, intanto grazie, buonasera, eccetera. La prima cosa che vorrei dire è che il centro studi
l'ultimo lavoro del centro studi è stato questo. Pubblicazione, facciamo ogni anno, il lavoro che verrà, le banche e la sfida digitale dell'anno scorso. E abbiamo distribuito, è ancora disponibile nelle varie sedi nostre. Riflessione, ecco, qualche riflessione, sì, perché ho sentito con grande perizia la capacità di entrare nel merito della questione della digitalizzazione, la questione tecnica e tecnologica che interessa e investe le banche. La mia riflessione esce un po' dalla questione della tecnica. Allora, la questione della tecnica, perché prima della tecnologia, che è il braccio armato della tecnica, c'è appunto, e l'essenza della tecnica, secondo alcuni grandi pensatori, non ha nulla di tecnico, così come siamo abituati o possiamo pensare di ritenere. È una forma di metaconoscenza, porta allo scoperto quello che altrimenti non vediamo, non avremmo visto. C'è intanto una risonanza della magia, perché come la magia, l'intenzione degli strumenti della magia sono quelli di controllare la realtà, avere il controllo della realtà, così come anche la logica formale pretende di controllare la realtà col principio di identità e di non contraddizione. C'è una risonanza magica perché crea una mozione, una pulsione di tipo affettivo e crea di conseguenza anche una dipendenza. Molti di noi, più o meno, sono, tra virgolette, dipendenti degli strumenti della tecnologia. Qualcuno ha detto, io sono abbastanza d'accordo, che attualmente, se pensate a tutto quello che ci circonda dal punto di vista tecnologico, è l'unico modo di stare al mondo. Senza gli strumenti della tecnica non sapremmo più stare al mondo. Dall'automobile, alla televisione, al cellulare, la luce elettrica, i computer, tutto è configurato dentro un apparato di tipo tecnologico. Non è più solo un mezzo, uno strumento per... C'è una eterogenesi, si produce e si investono capitali per creare tecnologia. Non è solo la tecnologia che serve per... Serviamo la tecnologia che si autoalimenta, attenzione, ecco perché viene ritenuta inarrestabile, perché si autoalimenta e probabilmente secondo qualcuno, nessuno riuscirà a fermarla. Questo apparato si può tradurre, si può configurare in una forma. Io dico la nuova forma del mondo. Attenzione, c'è un'astuzia della forma e l'astuzia della forma va oltre l'apparenza e l'evidenza dei contenuti. Così come quando nel rapporto politica e economia si incontrano i grandi del mondo perché parlano di... sì, non parlano di arte, di morale, di etica, di estetica, parlano di economia. E allora i contenuti apparenti e evidenti sono quelli che si raccontano stringendosi la mano, sorridendo, ma sotto la struttura che corre sotto traccia è sempre l'economia che sempre di più è diventata o sta diventando finanza. E la finanza si sostiene con la tecnica e la tecnologia. Molti hanno indicato del Novecento, qui non c'è il tempo e anche il modo, insomma, la crisi della ragione, la crisi della razionalità classica. Tutto tende a omologarsi.
Le banche stesse, adesso arriviamo alla questione delle banche, sono imprese, anche loro, non è che viaggiano per conto loro, come le altre imprese. Questa introduzione inarrestabile dell'apparato e degli strumenti della tecnologia porta a delle conseguenze positive, certamente. Queste sono state anche accennate, le conosciamo, le vediamo, insomma, anche al di là del sistema bancario, ma porta a delle conseguenze negative. E anche queste sono state ben evidenziate prima. Il declino dei rapporti interpersonali, la crisi della comunità. Le comunità si reggono su alcuni criteri che non sono quelli della società o della civiltà, che si regge sul contratto. Le comunità non si reggono sul contratto, si legano su altri elementi territoriali, culturali, familiari, interpersonali. In questo panorama c'è, è vero, secondo me, e anche questo è stato bene evidenziato, un'oasi riparata, un'oasi protetta, ancora protetta, che è quella delle banche di credito cooperativo. Perché natura, tradizione, genesi, insistenza nel volerle mantenere, la prossimità, è stato detto, il territorio, ecco, ancora conservano una differenza. Il problema è, nei confronti della tecnologia, e non solo, della tecnica, della globalizzazione, mantenere la differenza. Perché nel momento in cui cadessero le differenze, il rischio è che tutto è uguale a tutto e niente è più identico a se stesso. Cadono, grazie anche alla tecnologia, non solo, i gruppi intermedi, i cosiddetti gruppi sociali intermedi, partiti, sindacati, prima è stato accennato alla parrocchia, i gruppi sociali intermedi, quelli che fungono da filtro, che filtrano da una fonte o dalle fonti originarie a una platea indistinta, indifferenziata e moltiplicata. Se non c'è il filtro dei gruppi intermedi, arrivano messaggi semplificati 0-1, alternanza binaria, che non è l'alternanza binaria di Hitchcock, è un'altra cosa. Qual è il rapporto? Questa è la conclusione, secondo me. Cosa si può fare? Che fare? Visto che io insisto a dire che l'introduzione delle tecnologie è irreversibile. Una volta si diceva governare i processi, non si possono fermare i processi, bisognerebbe governare i processi. Questo processo mi sembra più veloce, più rapido, meno governabile, meno gestibile. C'è un'area che viene spesso mal interpretata, ma però viene molto citata, che è l'etica. E l'etica non è la morale, L'etica è l'ethos, è il posto in cui si sta, è la forma duratura della dimora, il posto in cui mi sento bene e so che lì sto bene, ma nel momento in cui questa progressione tende a far cadere le differenze e a omologare, svuota il senso dell'etica, che vive sulle differenze. Che fare, ripeto, formazione, ma non formazione solo tecnica, tecnologica per imparare a essere più bravi, più svelti a entrare nei meccanismi, per creare un contesto, sapere che la tecnica non è solo la tecnica, che l'essenza della tecnica non è puramente tecnica, per introdurre un contesto socio-culturale che porti alla riflessione, altrimenti, sapete qual è secondo me la prospettiva? La prospettiva è la caduta del sistema antropologico, dell'antropocene, così come siamo abituati, e avviandoci verso una mutazione, una vera e propria mutazione antropologica. Grazie.
Bene, con questo abbiamo concluso. Ho il timore che spazio per le domande, se ne avete una. C'è un altro intervento? Bene, chiudi tu. Un'ultima parola, grazie ai relatori, contenuto assolutamente come ci aspettavamo di spessore, non v'era nessun dubbio. Spero che oggi i nostri ascoltatori possano andare a casa, soprattutto i nostri colleghi che lavorano in banca, con qualche idea in più su ciò che non è futuro ma è presente. Io vi ringrazio di cuore per la vostra presenza. Grazie di cuore, buona serata a tutti.